Una scritta sgradevole e offensiva, un cartello realizzato ad hoc contro Federica Pellegrini e non uno qualsiasi, ma il tipico cartello dedicato ai personaggi famosi sul lungomare delle Stelle a Jesolo. Chi stamane è passato di lì non ha potuto fare a meno di notarlo, solo che al posto della tradizionale intitolazione si leggevano ingiurie nei confronti della campionessa. La polizia sta procedendo d'ufficio, visionando le telecamere di sorveglianza per risalire agli autori, che con tutta probabilità si saranno anche rivolti a qualcuno di esperto per realizzare il cartello, che nel frattempo è stato sequestrato, dando il via a un'indagine a carico di ignoti per danneggiamento aggravato. Un gesto condannato da più parti, il governatore Zaia in primis. L'inciviltà non risparmia nessuno, ha commentato, nemmeno una campionessa dello sport e della vita alla quale rivolgo la mia totale solidarietà. È un gesto bruttissimo, ha aggiunto, oltre che un reato che va affrontato con rigore e stigmatizzato con forza, ha concluso. Presa di posizione anche del sindaco Zoggia e Fede Consorzi Arenili. Solidarietà nei confronti di Federica Pellegrini, che oltre che ad essere una grandissima atleta è anche una nostra quasi concittadina, avendo casa qui a Jesolo ed essendo sì, una delle nostre ospiti fin da piccola, quindi siamo rammaricati per questa situazione che si è creata. All'origine del gesto potrebbe anche esserci qualche Novax arrabbiato con la nuotatrice per il suo recente spot realizzato con la Regione Veneto in cui invitava chi non l'avesse ancora fatto a effettuare la terza dose. Non è la prima volta però che la campionessa di Spinea viene insultata, purtroppo come accade sempre più spesso nei confronti di personaggi noti. Nel 2019 provocò reazioni con commenti sgradevoli per aver postato nel suo profilo social un nuovo look con i capelli rosa.